Mamadou, 50 anni da 26 anni in Italia, un esempio positivo di integrazione. Ti abbiamo visto al lavoro nell'ecopiazzola di Martignacco e c'è da dire che veramente sai distinguere ogni tipo di rifiuto e parli benissimo l'italiano. Come è nata questa esperienza lavorativa? Io ho fatto tanti lavori diversi. Ho cominciato con loro, mi hanno fatto i corsi per fare tipo questi lavori qua. A me mi sa bene a farli anche altri tipi diversi. A me piace anche. A te piace anche nonostante tu ti sporchi le mani, nonostante tocchi i rifiuti, perché ci sono alcuni ormai che sono schizzinosi sul lavoro. Per te è importante questo lavoro? Sì, lo so, però è importante. Come hai visto, come lavoro, come diffide, tutta quella roba lì, a me è veramente una cosa importante anche per il comune, anche per i cittadini, tutti quanti. Abbiamo visto delle persone che magari non sapevano esattamente i componenti e tu gli dicevi: "No, questa scopa è fatta di". Sì, perché alcuni portano qua roba di secco, noi il secco qua non l'abbiamo, non possiamo prendere il secco. Gli spieghiamo le cose come sono, dividere cose qua, mettere, portare a casa, mettere nei sacchi gialli, cose qua, così così. Perché loro alcuni non sanno, Cosa significa per te stare in Italia? Ormai ti senti italiano. ma ormai sono qui da piccolo, ho lavorato sempre qua e i miei figli sono nati qui, ho la famiglia qua. A me mi interessa lavorare, piuttosto che stare a casa o fare altre cose che non va bene. Qualsiasi lavoro a me mi capita io lo faccio volentieri, basta che mi vivo tranquillo con la mia dignità.